Buongiorno Italia. C'è il cane che mi sta guardando malissimo, sono in imbarazzo. Ok, a parte la scarsissima considerazione che ha il cane di me, questa sera ho lanciato una domanda semplice sul gruppo Facebook della serie oggi non ho da lavorare, non ho video da fare, non ho niente. Ragazzi, Chiedetemi quello che volete, cioè nel senso no che mi domandesche o robe del genere, fatemi delle domande, no, che di solito me le scrivete sempre nei commenti, fatemele adesso perché approfittate che adesso vi risponderò a quelle domande. Allora, senza tanto ogni volta girarla larga, 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 iniziamo. Tommaso Berardi, un bel video sulla critica della ragion pratica. Allora, beh, quello diciamo è un testo di Kant che non ho letto. Di Kant alla fine ho letto solo Per la pace perpetua. Altri testi non mi sembra di aver letto altro di Kant. Dovrei controllare. Ok, fatta caso ce l'avevo anche qui in camper. Mobutu? No, non buttare niente. È peccato. È peccato, non buttare. Però Italia tira un sospiro di sollievo perché critica della ragion pratica non ce l'ho e non l'ho letto. La Monica, mi va bene tutto. Davide, fai una challenger, corri una maratona in camper. Ma tu sai che ridendo e scherzando, a parte che è una cosa che volevo fare, ma dopo non ho fatto perché ho detto ma chi me lo fa fare, no? Di fare il mono avanti e indietro. Ma a parte quello, oggi, siccome magari qualcuno sa ho dei problemi di contrattura muscolare, no? Perché non è che faccio poca attività fisica, quell'attività fisica che faccio non fa bene alla schiena, no? E quindi devo fare degli esercizi di stretching, no? E ti dirò che ho studiato un po' di tutto per farli dentro al camper. Un giorno te li farò anche vedere, se mi dici, se mi chiedi è possibile farli, ti rispondo già di no, no. non mi sento niente bene. Per quanto possa essere largo pulmin, ma gli esercizi di stretching hanno bisogno di fare certi movimenti, certe cose che hai bisogno di più larghezza. Forse si potrebbe farli nel lettone, però non credo che vada bene una superficie morbida. È una cagata pazzesca! Per carità, non lo so, ma secondo me no, ci vorrebbe un tappetino o qualcosa di duro sotto. Tommaso Berardi. Alcuni esempi stupidi, senza senso e irrealizzabili. Meglio la penna a sfera o stilografica? Nel mio caso la penna a sfera perché non ho non tanto la pazienza, ma non ho la precisione, no? La capacità di non far pastrocci. Gocciole, pandistelle, macine, ritornelli e altre droghe pesanti di questo tipo. Pandistelle. Autobus, filobus, tram. Cos'è meglio per le città? Secondo me il tram. Clavicembalo, clavicordo, fortepiano e pianoforte. L'evoluzione dei cordofoni a tastiera. Si sono senz'altro evoluti. Cambio manuale o automatico? Quale dei due è meglio? È soggettivo, dipende dalla qualità del cambio e dallo stile di guida e dai contesti dove uno va a guidare. Della serie magari in salita o con la neve, ghiaccio, il cambio automatico non è proprio il massimo, oppure il cambio automatico di certi pick-up cambia egregiamente, magari quello della Smart cambia da schifo, eccetera, 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 eccetera. Se vuoi altre idee cercalo di farmele venire in mente. Rosi Rosi, meglio libera o camping? Anche qua ovviamente è soggettivo, ma ti direi che non ci limitiamo solo al soggettivo, ossia dipende dalla persona, come è predisposta, eccetera, ma ci sono anche altre varianti. Le altre varianti possono essere quella del camper, perché ti faccio un esempio, insomma uno che magari non ha un camper tanto preparato, con tanti pannelli, batterie, eccetera, può ritrovarsi facilmente senza corrente, magari d'inverno, con la pioggia, la neve, ok? E quindi andando in un'area attrezzata o in un campeggio, lì avrebbe la corrente per vivere tranquillamente col camper, acqua non ghiacciata o senza i rubinetti chiusi in quantità e le docce calde eventualmente se il suo bagno non dovesse scaldare a sufficienza. Cioè, questo per dirti, no, la relatività delle cose. Può essere relativo anche poi il posto. Hai visto, Singano è praticamente sempre in libera quando va via, però è anche vero che ci sono state più occasioni in cui Singano è stato obbligato a scegliere un campeggio o comunque ha preferito di gran lunga
scegliere un campeggio. Quali possono essere i motivi? Una zona molto malfamata, tipo certe parti del sud della Francia. Parliamo ovviamente dei francesi dell'estero, perché se diciamo zone dell'Italia dopo viene su un pandemonio, gente che si offende, si scana de qua e de là, bottiglie che vuoi, quindi lasciamo stare, parliamo solo che di stranieri. Altri momenti in cui magari si era d'estate in posti sconosciuti, con Alessia il bambino, si aveva bisogno quindi di tanta acqua, magari anche sai la corrente faceva comodo per il climatizzatore o l'umidificatore e tutto quanto, e quindi insomma anche lì per non avere un ricordo del casso delle vacanze, perché alla fine insomma erano un po' vacanze per tutti, no? Tipo il viaggio che abbiamo fatto in Puglia, che tu non hai visto perché ho perso i video, grazie Seagate e i tuoi hard disk di cacca. Ma vattela piante il culo! Lì siamo stati in un campeggio, abbiamo pagato, cos'era, tipo 15 euro al giorno, una roba del genere. Grazie. Però scusa un attimo, avevi la corrente per stare col climatizzatore acceso tutto il giorno, potevi aprire il tendalino, mettere il tavolino fuori, fare tutto quello che vuoi, avevi acqua all'infinito, in più avevi anche le docce, i bagni per carità e la roba per lavare i piatti, quindi per quanta acqua avevi all'infinito non serviva neanche che la usassi l'acqua del tuo camper, no? Ma soprattutto eri al sicuro, cioè che non ti ciulavano il camper, non ti entravano dentro perché eri dentro un campeggio, a un cacchio di campeggio, e questo cacchio di campeggio era letteralmente in riva al mare, su questa spiaggia caraibica. Guarda te se io non vado a dargli 15 euro al giorno, ma ci mancherebbe altro. Sarei stato scemo come hanno fatto tanti in quelle zone che io giravo, che poi ho girato in bicicletta, che li trovavi con sti van, sti furgonati, i camper in mezzo a zone aride, deserte, in culo dal mare, per di più anche in mari anche bruttini. E tutto per cosa? Per risparmiare 15 euro? Con un camper da 60.000 euro che ti ritrovi? Italia, vedi? Cioè bisogna sempre ponderare le cose, no? Valutare, fare le scelte più intelligenti. Punto. 2 punti. Comunque, Singano taglia perché hai altre domande. Paolo è il furlano? E di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Perché vivere in un camper? Perché fare vacanze con un camper? È soggettivo. Cioè, ho conosciuto tantissima gente che in un camper non ci starebbe neanche una giornata. Come voi ben sapete. E ho conosciuto tanta altra gente che sarebbe il sogno della sua vita vivere in camper. Quindi vedi, non c'è il perché, perché ognuno ha il suo perché. Io posso dirti i miei, che li ho detti in tutte le puntate, ma non esiste un perché generico per tutti. Questo no. Paolo Faustini, un po' di camper tours, beh, te lo faccio tutti i giorni, però se qualcuno ha la curiosità di magari qualche zona particolare, tipo non so, faccio un esempio stupido, il cassetto delle posate, o come metti le mutande, o come che cacchio ne so io, magari quei dettagli sia richiesta, posso farli vedere. Fountain Ice, qua lui con tutto quello che ha scritto ci sarebbe da fare un po' di puntate, ma Singano stringerà. I primi argomenti, avendo un camper, ad essermi venuti in mente sono i seguenti. Lavorare in camper, differenza con casa. Dipende, allora dipende cosa intendi. Se uno lavora e ha il camper come casa, oppure se lavora dentro al camper. In ogni caso le ho provate tutte e due. Ti posso dire che lavorare e avere un camper come casa ovviamente è una scelta estremamente comoda, perché ci sono magari quei giorni in cui magari fai fatica a alzarti la mattina, non hai voglia di far traffico, oppure ci sono giornate che sai magari c'è il mercato, trovi più traffico del solito eccetera, ti piazzi col camper magari a 50 metri dal posto di lavoro e lì hai zero sbattimenti, vai al lavoro a piedi, hai capito? Questa è una delle comodità. Vai che andiamo! E lavorare da dentro il camper, ti dico, ha un unico grande pro, il fatto di poterti isolare e quindi avere la massima tranquillità, quello sì. Non ci sono altri pro, no, non vedo altri pro, anzi vedo dei contro della serie. Lavorando in una casa puoi avere magari una connessione migliore, cioè una DSL, una fibra ottica, quindi senza limiti di download e tutto quello che vuoi, ma a parte quello insomma uno si fa una flat nel telefonino. Grazie. Ma la corrente, cioè puoi permetterti di lasciare non so il computer acceso tutto il giorno col monitor grande, la musica che va, cioè tante cose, hai capito? Ma sì, fai a vedere che abbondiamo.
Abbondantis ad abondandum. Che in camper ovviamente puoi farle d'estate tranquillamente, però è anche vero che insomma d'estate non è che stai dentro in camper a lavorare col computer, al massimo se proprio ti tocca lo fai la sera. Residenza fittizia in camper, ti dirò, io non l'ho mai capita, forse io sono un caso un po' particolare. Io ho cambiato tante volte residenza, nel senso che sono andato anni a vivere all'estero, piuttosto che anni a vivere da morose o piuttosto in altre città per lavoro, ma mai mi sono pensato di andare in comune a cambiare la residenza, mai e poi mai mi sono pensato di fare sta roba. Idem quando vivevo con mia mamma, poi quando sono andato a vivere da solo, poi quando sono andato a vivere in camper, cioè non essendoci dei vantaggi economici o comunque vantaggi di qualsiasi tipo, non vedo perché dovrei perdere tempo e andare a sbattermi a fare la residenza fittizia, questo non so. Tempi del Covid in camper ti fermano? Sì, ovviamente, però tieni conto che comunque ho una fidanzata, comunque ho un cane e comunque sono anche una persona abbastanza nerd, che quindi insomma gli piace stare col computer, passare le giornate anche dentro al camper, al calduccio, quindi nel suo rifugio, nella sua tana, ma soprattutto tutto quello che io ti ho detto lo sto facendo vicino alla Morosa e quindi a Jesolo, quindi è una città molto grande, con tanti rubinetti e con la spiaggia a 50 metri, insomma da casa che sarebbe dal parcheggio del camper, quindi sì, per me fortunatamente non è tutto sto problema. Certo ci sarebbe la voglia di fare i giretti, ma quella non è una cosa mia, di me, di Singano che vive in camper, quella è una cosa che riguarda tutti. Come io non posso andare in giro col camper, ma neanche i camperisti, cioè chiunque non può andare in giro, non può andare in giro in macchina, non può andare in giro in moto, non può andare in giro in bici, farsi 100 km e non può andare in giro in camper, cioè vale per tutti. Come la sto vivendo io, ho detto ma a me sinceramente non pesa neanche più di tanto. Nella mia vita ho sempre viaggiato un casino, aerei, treni, di tutto e di più, però non muoio se non viaggio, ecco, quindi la vivo molto tranquilla. Lavare i vestiti in camper. Allora io ho l'immensa fortuna che prima mi lavava i vestiti mia nonna, adesso me li lava Alessia, cioè sono loro proprio che si propongono di lavarmeli, insomma sinceramente come dirgli di no. Paranoia infiltrazioni. Allora, scusate se sono troppo veloce, ma le domande sono tante, quindi sennò ve ne viene fuori un pippone di video e magari può annoiare, quindi sto molto sintetico. Come umano lei? Le paranoie delle infiltrazioni, quelle ci sono sempre, soprattutto quando vivi in camper. Perché? Perché quando vivi in camper inizi ad affezionarti al camper, ok? Quindi è una cosa che diventa importante. In più, bene o male, insomma, è tra virgolette l'unica cosa materiale che hai, no? Perché inizi a non avere auto, non avere moto, non avere casa e quindi le tue attenzioni sulla materia si concentrano maggiormente su un'unica cosa che è il camper. Quindi chiaro che hai sempre la paranoia delle infiltrazioni, quando magari ti arriva una piccola grandinata o ci sono gli sbalzi di temperatura o ci sono quei mega acquazzoni eccetera. Personalmente ho risolto con Pullmin, che ripeto non è certo il camper dei miei sogni, però ha tanti di quei pro che veramente è inequiparabile, e tra questi tanti pro di Pullmin c'è il fatto che è un monoscocca in vetroresina, con una vetroresina spessa 1 cm, 0,9 mm per la precisione, e gli interni non sono in legno, gli interni sono vetroresina, poliuretano espanso compresso, ancora vetroresina e dopo un foglietto di legno, ma quello serve giusto per appenderci certe robe, capito? Ma è proprio, l'ho misurato, cos'è, 3 mm il legno, ma la parete in realtà non è di legno, non c'è nulla di legno, si marcisce quel legno lì, chi se ne frega. Quindi sì, ci sono state le infiltrazioni nel mio camper, ci sono state davanti, non mi ricordo se sono stati fatti i video, appena preso Pullmin, con Michele abbiamo smontato il tutto, però lì
c'era solo un triangolino di legno e basta vicino allo specchietto che serviva per attaccarci la moquette, altrimenti non c'era l'ombra di legno, quindi era tutto vetro resina eccetera, e quindi chi se ne frega, cioè anche se entra acqua non è che la roba si marcisce o si consuma o si rovina, non succede nulla di nulla. Quel pezzetto di legno che era grande così letteralmente lo abbiamo fatto rifare da un falegname e quindi a posto. La seconda infiltrazione nel tetto causa montaggio errato del climatizzatore, e però anche lì non c'era legno e quindi chi se ne frega, abbiamo asciugato comunque, però sì, no, non è successo nulla e non succederà mai nulla. Quindi sì, con Pullmin la vivo decisamente meglio. Odori acque nere dopo aver svuotato. Su Pullmin non è mai successo nulla di nulla. E su Scarosso neanche. Su Scarosso usavo i sacchetti come nato straniero, come tantissimi altri che si vergognano a dirlo. Però insomma è la soluzione più ecologica e meno schifosa. So che noi non siamo abituati, però io che sono un po' schizzignoso, andare a pulire il water dalle strisciate di cacca mi fa un po' schifo. Se lo fai tipo in un sacchetto, ti metti il sacchetto, lo apri bene, chiudi la tazza, fai le tue robe, chiudi tutto, lo butti tipo in un bidoncino sigillato, primo bidone che trovi lo butti, zero puzza, zero odore, zero niente di niente, hai capito? E quindi però no, odori zero odori. Sarà che ha tutti i suoi giri strani che quindi non viene su niente, però no, zero odori. Gli unici odori invece, quelli ci saranno su tutti i camper, sono quelli delle acque grigie, ossia le acque dei lavandini. Lì come si risolve? Niente, varachina e scorrere spesso, non tenere troppo l'acqua stagna. Soprattutto dipende anche da cosa ci butti giù, tipo io non butto mai, salvo rari casi in cui magari sei in centro, in una piazza eccetera, allora se devi scolare la pasta la butti giù nel lavandino, però non è corretto buttarla giù nel lavandino perché l'acqua della pasta crea anche quella specie di patina, ok, un po' viscidosa che tiene gli odori e tutto quanto, e quindi non è molto igienico e piacevole per il tuo scarico. Sicurezza antifurti quando si è dentro, quando lo si lascia in giro. Son cazzi. Allora, quando si è dentro, niente, io una volta ero molto sicuro di me perché facevo box, facevo palestra, ero un bel torello, ero molto allenato e quindi non avrei avuto paura di nulla. C'è stato un periodo poi, quando abbandonai la palestra, che vivevo anche in camper e diventai anoressico proprio, questo perché se non faccio attività fisica non mangio e più fumavo, insomma. E lì sì, sono nate le paure. Per difendersi, se è una persona posso contare sui riflessi e sul sangue freddo, quindi una magannellata giusta in testa o nel naso e vabbè. Altrimenti se sono in due o in tre lì son cazzi, sì, e son cazzi, c'è poco da fare, c'è poco da fare i finti eroi. So cazzi. Per quando sono via lì non posso ovviamente raccontarti i miei tipi di antifurti. Certo, il consiglio che do a tutti, se tu sei a conoscenza che ci sono, non so, 2 o 3 tipi di antifurti per camper, continua a informarti e montane 10. Ho paura che sarà un video pippone, però vabbè, insomma, l'avevamo detto, ragazzi, facciamo sta puntata così, un po' di chiacchierata, di vlog, dai, so che può essere monotono, però vabbè, insomma, dai. Vaffanculo, dai, va là. Max, in Friuli si dice che roba è lì, ovvero patata. Ti parlo della patata. No, bisogna essere più specifici, ragazzi. Tigerman, se ti va, raccontaci di come vedresti il tuo futuro. Lo immagini o come ti piacerebbe vederti nei prossimi anni? Questa è una bellissima domanda. Ci ho pensato qualche volta, una minima parte irrisoria in confronto alle volte in cui penso piuttosto che al mio futuro alla mia fine, perché vedo tutti i giorni gente che ci lascia a 40, 30 e anche a 25 anni per magari malattie, cose del genere, oltre alle disgrazie che magari uno fa incidenti e cose del genere, quindi vedo la vita molto corta. Questo veder la vita
vita corta e continuare a pensarla, a proiettarla, no? In qualche modo questa fine, è stato ciò che mi ha dato la possibilità di andare a vivere e lavorare all'estero, di fare tante cose, tipo sai, persino dalla mia timidezza all'epoca di provarsi con certe ragazze che magari ti potevano sembrare inarrivabili, invece dopo alla fine tante cose, no? Che tipo anche il vivere in camper, eccetera, il vivere il presente, ma non è solo vivere il presente, è ricordarsi che c'è una fine, no? Perché ci sono sempre, almeno una volta, no? C'erano quei modi di dire, no? Era molto una chiacchiera in voga, un pensiero in voga, no? All'epoca. Se fosse il tuo ultimo giorno di vita, cosa faresti, no? E allora lì si scatenavano le fantasie, no? E io vivo quel scatenarsi di fantasie. Certo, sempre con i piedi per terra, voglio dire, io comunque sto lavorando, io comunque vorrei arrivare a avere una qualche specie di partita IVA per pagarmi la l'INPS, la pensione. Comunque vedi c'è una ricerca anche di una base per un futuro, però fino a un certo punto, perché io non posso assolutamente distruggermi il presente in cui sono relativamente sano e lucido per costruirmi un futuro incerto, e per di più non so neanche se ci sarà il futuro, cioè oltre a essere incerto il futuro veramente io non so se ci sarà il futuro, tra tutte le malattie che ci sono, tra magari la sfiga che uno può avere, tra i cambiamenti climatici, tra le disgrazie, tutto quanto, ragazzi, io veramente vivo la giornata. Cioè anche adesso, in questi momenti, ogni tanto ho sti svarioni, non si capisce cos'è, magari può essere allergia, può essere tante cose, può essere il problema delle cervicali, può essere un qualcosa dovuto al reflusso. Il fatto è che io adesso non ho nessun medico che mi segue, perché adesso c'è anche la moda, no, del coronavirus, no? Che ci sono medici che anche se non c'entrano un cazzo col coronavirus, siccome c'è il coronavirus non hanno tempo per seguirti oppure non seguono i pazienti. E io questa veramente non l'ho capita. Fatto sta che comunque è un rinforzo alla mia convinzione di vivere alla giornata. Cioè sto vedendo adesso il presente che è più che incerto, e figuriamoci il futuro. Quindi guarda te, se io vado a pensare al futuro, che già il presente, vedi, sono già qua con un piede nella fossa e l'altro nella banana. Come ti piacerebbe vederti nei prossimi anni? Questa è simpatica, molto piacevole come domanda. Non lo so, posso improvvisare al momento una risposta. Come mi piacerebbe vedermi nei prossimi anni? Ti dirò, ho sempre adorato, fin da quando avevo 15 anni, oggi ne ho 38, ogni attimo della mia vita presente e passata, partendo sempre dai 15 anni. Per carità, ho avuto un'infanzia stupenda, eccetera, fino ai 6 anni, sì, diciamo, ok. La mia vita è stata fantastica dai 0 ai 6 anni, dai 6 ai 15 è stata un po' una vita di merda, e dai 15 ai 38 è stata una vita da sogno. E quindi mi augurerei che continuasse così, con un po' più di salute, perché sai, c'ho ste robe, adesso ogni giorno io scopro la soluzione, perché sono io che mi sto facendo da medico purtroppo in Italia. Potrebbe essere purtroppo anche allergia al cane, leggendo i sintomi purtroppo è anche quello. Certo non posso né rinunciare al CP, e comunque non posso, visto che è anziana, neanche lasciarla a casa da sola, quindi me la sto tenendo, sto pulendo con l'aspirapolvere 5-6 volte al giorno, le la spazzolo di continuo, la lavo una volta alla settimana, anche se il giorno dopo già sa da cagnone. L'aria è sempre irrespirabile, tengo sempre aperto, c'è lo ionizzatore quando andiamo via, di tutto, però effettivamente mi accorgo che quando non faccio tutte ste robe e non lavo il cane, faccio molta fatica a respirare, e sono molto, molto chiuso, catarro, peste e tutto quanto, quindi è veramente un disastro. Italia è veramente un disastro, quindi teniamo duro, poi arriva anche l'estate che ci sono altre allergie, quindi sì, in fondo, come dicevano sempre i vecchi, quando hai la salute hai tutto. Quindi, caro Tigerman, vorrei vedermi in salute nei prossimi anni. Il resto non ho mai chiesto di più di tutto quello che ho. Mi piace molto, e spero che anche tu apprezzerai, quando parlo così di pancia, quindi senza quasi un filologico,
e senza neanche un minimo di bon ton, cioè su qua che te parlo stravacà in pigiama con la maglia della salute sotto, cioè spero tu apprezzi questa naturalezza come la sto apprezzando io, perché parlarti con questa naturalezza mi consente di avere un atteggiamento sereno, quindi di vivere questo presente serenamente e piacevolmente. Quindi tutto questo singanaio è una cosa piacevole. Avessi dovuto farti un video fatto bene, mettermi le luci, posizionare tutto quanto, stare attento a quello che dicevo, prendere le pause, ripetere i discorsi se sbagliavo, eccetera, a quest'ora Italia mi ero già rotti i coglioni in fare sto video. Shh. Beep. Mark, una cosa di cui mai nessuno parla: è vero che la vita è una sola e non andrebbe sprecata a lavorare? Ecco, quello che abbiamo appena detto. Beh, oddio, non è proprio... vabbè, ascoltiamo gli altri, che io ho sto vizio di interrompere le persone, una brutta cosa, molto antipatica. Una cosa di cui mai nessuno parla: è vero che la vita è una sola e non andrebbe sprecata a lavorare come sommari, ma come si fa ad avere una pensione se non si versano contributi? Quando si è giovane va tutto bene. E poi quello che abbiamo detto prima. Ok, posso aggiungerti che ogni tanto io mi proietto con la fantasia, un po' come una sorta di visione onirica, di sogno, di proiezione proprio, no? Ad occhi aperti, il futuro, in cui io mi ritroverò, metti, con 300 euro di pensione, dico ma sì, faccio lavoretti, ma sì, mi invento qualcosa, ma sì, magari vivo in camper, ma sì, sono abituato a trovare soluzioni, sono abituato a risparmiare, a stringere, a inventare, a ingegnarmi. Quindi non la vedo così tragica. Io credo che se hai la salute e il cibo, cos'altro puoi chiedere? Per il cibo credo che nessuno ti possa negare da mangiare, mal che vada, se non so, non esistono più le pensioni eccetera, io entro dentro una mensa dei politici o che ne so io, inizio a mangiare a sbaffo, se poi mi arrestano da vitto e alloggio gratis. Yeah. Questo ovviamente è tutto nella mia mente, può sembrarti un discorso contorto, immaturo, irrazionale, però sinceramente è ciò che spontaneamente io mi creo in questa proiezione del futuro. Per carità, ricordando che nel futuro magari anche ci credo poco, non lo so, vedo troppa gente morire. Troppi miei amici sono morti, troppi parenti, gente anche molto giovane, troppo giovane. Lo so che non è un discorso da fare, ma bisogna vivere con metà gamba in questo contesto, in questo modo di ragionare, e l'altra metà nel contesto di mettersi dei soldini, di fare la formichina. L'equilibrio, Italia, l'equilibrio. Io credo di non essere uno sbandato, credo non mi manca nulla, 2 soldini da parte li ho messi via, adesso me li sto bruciando tutti perché centinaia di euro di visite, centinaia di euro di medicinali, vedi, vai dal dentista, 2 sedute, 1800 euro, dici madonna che caro, vai a sentire altri dentisti, ti fai fare preventivi da altre parti, stessa roba, 2500 euro, cioè io per farmi un dente mi costerebbe 2500 euro, ne ho 3 da fare, cioè praticamente un camper, cioè capito, per 3 dentini, però non è neanche una questione estetica, guarda, poi capire il cazzo che me ne frega a me, guarda, uno è qua che lo vedi perché non mi nascondo nei video e l'altro è qua, prima o dopo li farò, però non è tanto per una questione estetica, ma è per una questione di masticazione, perché se tu non hai tutti i denti, soprattutto questi che sono importanti per la masticazione, dopo hai problemi di digestione, di stomaco eccetera. In più quello sotto ha praticamente una specie di radicetta che rompe le balle, bisogna estirpare quella roba perché continua a fare infezione, capito? E quindi per una questione di salute anche quello, per carità, cose che si fanno e non mi prendono in contropiede, perché comunque 2 soldini me li ero rimessi via, adesso continuerò a rimetterli via per continuare a avere quel buffer, quella forbice, quel lenzuolo, no, di soldini che ti permettono di vivere tranquillo. Ovviamente per ritornare a fare quel lenzuolo ricontinuerò a avere la vita un po' più a risparmio, della serie magari non andrò a prendere cose tanto costose al supermercato, non farò tanti giri per il cacchio, non vuol dire che non viaggio eccetera, ma non farò tanti giri per il cacchio, non comprerò non comprerò tanti gadget informatici se non mi sono proprio indispensabili e via discorrendo.
Così facendo ritornerò a avere quella mia zona di comfort economica che mi permette di avere poco niente, però quel poco niente ti copre il culo nei casi di emergenza, si spacca qualcosa nel camper, succede qualcosa appunto dentista eccetera, sei a posto, sei paraculato. E questa cosa credo sia un automatismo. C'era molti, la raccontava Yogananda, però vabbè, la raccontavano tantissimi, è proprio un pensiero comune che quando l'uomo tocca il fondo si rialza, o detta in altri modi, l'uomo si rialza quando tocca il fondo, comunque la solita frase. È più o meno vero, io non arrivo a toccare il fondo, ma arrivo a toccare quella zona di poco, ma comunque paraculata da 2 soldini che mi tengo messi via. Quindi ho sempre le mie sicurezze e però non ho neanche tutta la dannazione di andare a risparmiare e a creare chissà cosa. Che poi notavo una cosa anche che mi hanno insegnato le ville venete, e non sto scherzando, me l'ha veramente insegnata le ville venete, e non è neanche sarcasmo perché il ragionamento è nato proprio mentre guardavo le ville venete, che c'erano questi villoni infiniti, delle città pazzesche, di quei lussi incredibili, cioè di quei quadri, di quelle cose, lussi estremi. E dopo ho detto, ma guarda te, quel proprietario, quel brutto sprecone, è morto e ha lasciato tutto qui. Cioè, guardate, è andato a rompersi il cazzo una vita, ma neanche a risparmiare, a dannarsi per star là, a guadagnare soldi, a pensare, a truffare la gente, a ingegnarsi, tutto per i soldi, e dopo lascia tutto qua. Quindi voglio dire, come hanno anche ripetuto tutti i più grandi saggi. In questo contesto mi viene in mente Seneca, Gandhi, ogni tanto ne ha parlato anche Osho, della serie che i soldi non sono affatto una brutta cosa, sono una sorta di dono di Dio, è il cercare i soldi, è il modo in cui vivi sbagliato per avere i soldi che non è un dono di Dio, non è una cosa bella, hai capito? Ma i soldi in sé sono una cosa bellissima perché ti permettono di avere delle agevolazioni, delle comodità, dei benesseri, ti consentono anche di fare del bene agli altri, di regalare le cose agli altri. Quindi i soldi sono una cosa bellissima. È il rovinarsi la vita per i soldi che non va bene, ok? Quindi cerchiamo di capire bene sta roba. E su tutte le cose che io vado a raccontarti, come vedi, in qualsiasi contesto puoi applicare sempre la formula dell'equilibrio. Ossia, i soldi vanno bene, ma dannarsi no, però comunque un pochino il giusto devi dannarti per avere i soldi. Se non ti danni per niente, non hai i soldi, però fai anche una vita di merda, mangi cose di merda, se ti succede qualcosa, ti si ammala il cane, o che ti spacchi una roba del camper, sei merda, cioè hai capito? Ci vuole il giusto equilibrio, sì avere poco, ma non avere niente, ok? Quindi mi raccomando Italia, su tutte le cose sempre l'equilibrio. Paolo è il mio amico furlano. Anzi, finita la pandemia, dove porterai le tue chiappe col camper? Allora, non mi contraddico su quello che ho detto prima della serie che mi piace tantissimo viaggiare, ma se non viaggio non è che mi cambi chissà cosa. Della serie, sì, preferisco viaggiare, però non mi dispero se non viaggio. In ogni caso, se ci fosse la possibilità, perché attenzione, viaggiare, per quanto io lo faccia in maniera ultra economica, quindi guida economicissima, niente autostrada eccetera, comunque il suo bel costo. E il costo non si riversa solo sull'aspetto economico del gasolio e dell'usura del camper eccetera, ma anche sul tempo e le energie che tu investi, non sprechi, non consumi, investi, perché è un piacere, è una fortuna quella del viaggio e le esperienze che ti porti dietro, però le togli al lavoro. Quindi prova a immaginare, per capire le cose io uso sempre estremizzare gli esempi, no? Quindi in questo caso, se tu fossi sempre in vacanza non potresti lavorare, perché non ne avresti il tempo e non ne avresti neanche la voglia, l'attenzione anche. Però immaginate sempre in giro in macchina, in moto, col camper.
come fai ad avere la concentrazione, il tempo, l'attenzione, la voglia di fare magari un sito internet, eccetera? Io ci ho provato, sono stato un mese e mezzo quella volta nei Balcani, che abbiamo fatto tutti gli stati dei Balcani, no, non sono mica riuscito a fare niente col computer, ma a parte il lavorare non riuscivo neanche a montare i video, cioè hai capito? Quindi ritorniamo infinitamente ancora sull'equilibrio, che ci vuole sempre equilibrio. Premesso questo, in ogni caso, potendo andare, sarei andato volentieri, molto volentieri, in Portogallo d'inverno. Ho paura senza il cane, perché il CP è proibito in Francia, a meno che non prendi il traghetto, ok, ma ti perdi il bello del viaggio. E lì ti sequestrano il cane e ti paghi una multa dai 1.000 euro in su perché te lo lasciano andare. Poi sicuramente c'è chi l'ha passata franca, o magari chi trovava il poliziotto che non gli ha fatto niente, però tantissimi italiani, è successo, ho letto, cerca pure su Google, hanno pagato la multa e si sono trovati in rogne. E fidati che è un panico trovarti in una zona dove sti magna baguette, non parla l'inglese, non parla l'italiano, che ti tengono il cane, eccetera. Cioè, eviterei, hai capito? Eviterei ste stronzate. E quindi purtroppo senza il CP, quindi con relativa calma, cioè con calma sì, ma neanche troppo, anche perché giustamente c'è l'Alessia e il Boccia, giustamente, che poi ci si manca a vicenda tutti quanti, no? Giustamente, è ovvio. Però quello del Portogallo è più uno sfizio, perché della serie lo fanno tutti, e non è che proprio mi ispira, però proprio lo fanno tutti e dici, vabbè, cazzo, almeno una volta nella vita. È un po' come dire vado a Roma, cioè a me sinceramente non ispira Roma, Roma Centro, ma un giorno ci andrò, perché essere italiano e non essere mai andato a Roma è una vergogna, hai capito? È uguale il Portogallo. Ciò che invece mi ispirerebbe tantissimo è andare in Norvegia d'estate, in modo da trovarsi freschetto ma non neve e ghiaccio per terra, e anche in Scozia sempre d'estate. A parte che in Scozia d'inverno, beh, dopo dipende, l'anno in cui ci ho vissuto io non c'era, oddio, la neve non me la ricordo, però vabbè, non c'era ghiaccio per terra. Cioè in Scozia è sempre freddo, ma non è, in Italia trovi più freddo. Sì, Norvegia e Scozia, sì, in Scozia uno dei miei sogni, ma proprio sogni, non so se un giorno realizzabile, è quello di andare a vagabondare un po' con molta calma per certe zone dell'Inghilterra, ma soprattutto poi della Scozia, con il camper. Certo, il CP non può assolutamente entrare, il CP nel Regno Unito è bandito, lì te lo sopprimono. Ricordo quella bambina poverina che aveva il cane che assomigliava a un pitbull, che gliel'hanno soppresso, avevano fatto gli appelli alla regina, ai media, ai telegiornali e tutto quanto, gliel'hanno soppresso comunque, quindi anche lì, ripeto, io sì, posso sembrare un po' quello che vive la vita, la giornata, eccetera, però evito le cazzate, non mi gioco il cane, non vado a fare la stronzata come fanno certi, ma sì, tanto non ti fermano e vanno coi pitbull in Francia, eccetera, o in Inghilterra o in Scozia. Se dopo ti succede qualcosa, sono cazzi tuoi. Ma soprattutto neanche cazzi tuoi, è colpa del cane che non ne poteva niente. In Francia, per carità, non te lo sopprimono, però se non paghi la multa non credo che ti lasciano andare via tranquillamente col cane. E in Scozia invece no, lì purtroppo addio cane. William Cortello, non hai mai pensato di avere una piccola lavatrice in camper? Allora, pensato nel senso di fantasticato, sì, perché io adoro, fino a quando ero piccolo proprio, adoravo fantasticare, sognare ad occhi aperti, proiettare, disegnarmi, non so, la nave da combattimento dei sogni, sì, perché tutti avevano la casa, io avevo la nave da combattimento, e tutte quelle cosine là. Quindi nel fantasticare il camper dei sogni, o comunque le modifiche che potrei fare al mio, ovviamente c'è stata la valutazione della lavatrice e della lavastoviglie, perché ci sono stati dei camper, tipo hai visto quelli della Top Group che ce l'avevano anche dei furgonati. Però ti dico sinceramente, allora la lavastoviglie ovviamente no, cioè per quanto riguarda i consumi, visto che per me la corrente è preziosa per lavorare per il camper, gli spazi eccetera, la lavastoviglie assolutamente no. Però la lavatrice sinceramente neanche, perché ti consumerebbe un disastro di corrente. E ripeto, io non è che vivo alle Hawaii o in Spagna o chissà dove,
e ingombrerebbe e l'avresti poca roba alla volta e soprattutto dove la metti a asciugare, quindi finché si può mi aiuta la nonna Alessia. Se un giorno non si può, scusa, ma vado nella lavanderia a gettoni che ti lavano la roba alla perfezione e te la asciugano. Quindi no, piccola lavatrice in camper. Personalmente, mi raccomando, di tutto quello che io ho detto da inizio video fino adesso è tutto con la parola da anteporre personalmente, ok? Mi raccomando, quindi è anche indiscutibile ogni cosa che io ho detto, perché giusta o sbagliata non c'entra niente, è ciò che io penso. Quindi in merito alla lavatrice, io penso che per me, per la mia vita, il mio utilizzo è una cagata pazzesca! perché è scomodissima, consuma un casino, non lava bene la roba, dove la metti a asciugare, cioè è una follia, è veramente una follia. Tutorial per lavare l'esterno del camper. Ivan, beh, sai che l'ho fatto più di una volta. Praticamente io quando vado nelle aree camper o trovo dei rubinetti, magari dove non dai nell'occhio, che non c'è nessuno, mi attacco la mia gomma, lì ho la mia pistolina e tutto quanto, bagni bene il camper, ovviamente fin dove ci arrivi, perché io sono anche tappo, con la spugnetta e il detersivo per piatti, sgrassi un po' il tutto alla buona, per carità, non è che devi diventare scemo per l'esterno del camper, che poi è la prima giornata di umido qua in Veneto, ce l'hai sporco uguale a prima, e dopo risciacqui e così via. Però appena comprato Pulmin, mi ricordo che con Michele ho fatto la follia di comprare 3-4 gettoni e andare all'autolavaggio. E cozze e champagne qua, panno dire crack e puttane. Peppe, pornazzi in doccia. No, la Lescia è timida. Che tra l'altro, dica anche roba, perché qua Sony e GoPro e tutte le attrezzature che ho, perfino col drone, cioè se puoi a far numeri e adesso che ho tutte ste robe, ho amorosa che è timida. Angelo, siccome a quanto pare questo governo delinquente ha intenzione di tenerci chiusi anche nel 2021, a seconda di come si sveglia il coglione a Palazzo Chigi, allora l'argomento è: continuiamo a farci prendere per il culo con questa farsa del virus cinese o ci diamo una svegliata e cominciamo a spaccare tutto? Oddio Angelo, io ho avuto amici, proprio amici che conosco molto bene, ex colleghi che l'hanno preso il coronavirus. Certi sono guariti senza il minimo problema, certi sono guariti e hanno ancora fortissimi dolori ai polmoni e altri invece ci hanno lasciato le penne. Tra l'altro anche nel paesino dove sono io, che è un paesino piccolino di campagna, dove sono qua in questo momento, mi raccontava anche mia nonna dei morti che ci sono stati, quindi insomma non è proprio una farsa. All'inizio si poteva pensare anche quello, almeno con i dati che si avevano all'inizio, ciò che pensavo anch'io, perché con i pochi numeri che c'erano, le vittime erano tutti anziani o comunque malati terminali, eccetera, eccetera, e la situazione no, è più complessa, non riesco a spiegarla qua in 2 minuti. Comunque fatto sta, riassumi, stringi, il virus esiste, la gente sta male, c'è gente che muore, se esagerano con sta roba è perché il virus è molto contagioso, ok? Non è tanto per il pericolo, perché certi che io conosco veramente sono guariti come fosse un'influenza da poco, altri invece, ripeto, hanno avuto gravissime conseguenze e altri sono morti indipendentemente dall'età. Però il problema è appunto il fatto della contagiosità e ripeto, ho anche parenti che lavorano nell'ospedale, sì, non è che vengono a contarmela diversa a me. Quindi sì, Angelo, c'è poco da spaccare, ma è più che altro Italia, vedi, una cosa invece che ha quasi ragione, nel senso che secondo me c'è comunque qualche complotto sotto, nel senso che è vero che c'è il virus, è vero che è contagioso, eccetera, ma è da più di un anno che stiamo andando avanti. Se volevamo veramente debellarlo, gli strumenti e le possibilità c'erano. Si obbligava veramente la gente a fare un lockdown, ovviamente organizzato bene, in anticipo, studiato, ben spiegato e tutto, ma un lockdown veramente reale in cui la gente non usciva letteralmente di casa e i malati coronavirus venivano prelevati a casa con l'ambulanza.
e questo lockdown sarebbe dovuto durare massimo 2 mesi, quindi invece di andare avanti anni, rovinare l'economia del mondo, eccetera, eccetera, bastava, secondo me, della mia ignoranza, della mia ingenuità, 2 mesi di completo e totale lockdown a livello mondiale e avremmo sconfitto il coronavirus. Ma se questo non si fa, è ovviamente, secondo me, perché non si vuole. Almeno sicuramente starò sbagliando, però io che non seguo i telegiornali e che penso molto, la vedo così. Bruno, Yuri, fai un video porno e metti tutti d'accordo, magari cane pericoloso che fa sesso con Volpino. Allora, qua abbiamo problemi, tre problemi. Allora, primo, Alessia che è timida. Secondo, il cane pericoloso, qualsiasi essere vivente, animale che gli avvicini lo fa fuori. E terzo, se metto un pornasso su YouTube, mi sarà il canale. Bene Italia, so di essere stato velocissimo, avrei potuto spiegare le cose meglio, però ripeto, avremmo fatto un video di più di 20 minuti e quindi insomma ho detto Singano, taglia, che non tutti hanno la fortuna di avere la calma interiore o il tempo per guardarsi un video da 20 minuti. Ciao Italia, ai prossimi che saranno meno noiosi. Ciao bello!